Arrivano i soldi da Roma, anzi da Bruxelles, sono i milioni del PNRR a decine che piovono in Veneto e riempiono le pagine dei quotidiani locali di oggi. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 29 agosto 2022, la prima notizia del giorno riguarda appunto le decine di milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che arrivano in Veneto per finanziare tanti servizi, dagli asili nido alle strutture per anziani. La notizia, prima di tutto, sui quotidiani del Gruppo Gedi, sul Mattino di Padova in particolare. Asili nido, dal PNRR arrivano 10 milioni. Vogliamo scuole innovative e sicure, dice il ministro dell'istruzione Bianchi, è il più grande piano mai realizzato per sostenere la natalità. Il ministro ancora in carica del governo Draghi, questa è la dichiarazione. Insomma, si parla delle aule per i più piccoli, 10 progetti padovani accedono ai fondi europei, mentre altri 14 sono ammessi con riserva per un futuro finanziamento. Sulle pagine del Mattino naturalmente c'è l'elenco delle strutture che sono sia nel comune di Padova ma anche in altri comuni della provincia. Gli importi finanziati che appunto superano i 10 milioni di euro soltanto nella provincia di Padova. Sono davvero molti soldi e serviranno appunto per nuovi asili nido e scuole per l'infanzia, oppure per ristrutturare quelli esistenti, strutture sicure dal punto di vista strutturale ma anche altamente digitalizzate per programmare la scuola del futuro. Leggiamo, si tratta della quota padovana del grande investimento da più di 3 miliardi di euro stanziati dal PNRR per finanziare 2190 interventi di edilizia scolastica per la fascia di età tra 0 e 6 anni in tutta Italia, questo naturalmente, così da creare oltre 260.000 nuovi posti per bambine e bambini in tutta Italia. Finalmente quindi una grande attenzione da parte dello Stato, in questo caso per i più piccoli, per il servizio educativo dei più piccoli, quindi per asili, nido e scuole per l'infanzia. Ma anche naturalmente, come dicevamo, si parla anche di fondi per gli anziani. La notizia sul giornale di Vicenza, dal PNRR oltre 2 milioni di euro per aiutare gli anziani, restyling per 100 alloggi. Con i fondi saranno realizzati appartamenti per gli anziani non autosufficienti, diventeranno cruciali per evitare o posticipare l'ospedalizzazione. La notizia riguarda il comune di Vicenza che ha incassato i soldi che riguardano anche però altre amministrazioni dell'area berica naturalmente. La notizia appunto sul giornale di Vicenza di oggi, nella cronaca. Noi proseguiamo con una serie di notizie flash naturalmente perché è lunedì oggi e siamo ancora in agosto, quindi le notizie vere sui quotidiani sono ancora poche, si contano sulle dita di una mano. E quindi allora vediamo anzitutto il caro energia, sempre sulle pagine del giornale di Vicenza, che dedica l'apertura della cronaca alla stangata delle bollette. Comuni in ginocchio, un piano salva servizi, l'impatto dei rincari sui bilanci pubblici e le soluzioni per risparmiare, questo il tema. Quindi si parla di enti locali e alimenti, così scrive il giornale di Vicenza. In realtà si parla del salasso delle bollette in città, appunto questo caro bollette su luce e gas pesa per oltre 3 milioni di euro in più. Allo studio una rimodulazione dei tempi di accensione dei lampioni, e il componente della giunta con la delega al bilancio, l'assessore al bilancio Zocca, dice a Vicenza è in arrivo dal governo una prima tranche di aiuti pari a 500.000 euro, mezzo milione di euro, quindi per il comune di Vicenza da Roma. Ci sono anche le dichiarazioni di tanti sindaci di Bassano, Elena Pavan: negli uffici fisserò il limite di 18 gradi. A Schio orsi costretti a togliere risorse ai cittadini, dice, a causa del caro energia.
Il sindaco di Tiene: dovremmo agire da padri di famiglia. Lonigo: bonus alle famiglie, ora tocca al governo. Malo: ridurre i consumi con analisi ad hoc. E ancora Castignero: ho spento le luci senza ripercussioni. Questo per quanto riguarda il caro energia nella provincia di Vicenza, o almeno sulle pagine del quotidiano principale e più letto. Proseguiamo invece da Venezia, una notizia che leggiamo sul Gazzettino: riparte il dialogo per salvare la terra in crisi. Al via oggi appunto a Venezia la terza Soft Power Conference, promossa da Francesco Rutelli, già sindaco di Roma. L'iniziativa si terrà oggi e domani alla Fondazione Giorgio Cini, all'Auditorium delle Procuratie Vecchie. Rappresentanti internazionali a confronto sui temi della crisi energetica e delle politiche di sostenibilità. Rutelli dice: cerchiamo soluzioni per superare l'emergenza, ma anche la guerra in Ucraina rischia di allontanare le soluzioni. L'energia è un nuovo tema di divisione, infatti è entrato prepotentemente nella campagna elettorale di queste elezioni politiche davvero molto strane, che si terranno a settembre. All'appuntamento della Soft Power Conference parteciperanno i ministri Giovannini e Franco, quindi del governo Draghi, rimasto in carica per la gestione degli affari correnti. Parteciperà anche il commissario UE Paolo Gentiloni. E sempre a Venezia, più precisamente a Jesolo, grande successo per l'Air Show delle Frecce Tricolori, una folla di 500.000 spettatori, 500.000 di persone per guardare, per vedere ieri a Jesolo la 24esima edizione dello spettacolo dell'aeronautica militare delle Frecce Tricolori, dopo 2 anni di stop causati dalla pandemia, quindi assolutamente un successo di pubblico. Infine sui quotidiani del gruppo Gedi leggiamo una notizia relativa all'ambiente, alla montagna e agli animali. Stambecco ingoia una lattina di tonno, salvataggio estremo al lago di Sorapis. La polizia provinciale di Belluno ha coordinato l'intervento con un veterinario di Treviso e l'elicottero dei vigili del fuoco. Aveva ingoiato una lattina di tonno questo stambecco, ma è stato salvato grazie appunto all'azione congiunta di diverse istituzioni. Importantissimo intervento ieri mattina nei pressi del lago di Sorapis. Lo stambecco ha rischiato di morire a causa dell'incuria di chi frequenta la montagna senza alcun rispetto. Ad accorgersi che l'animale stava male è stata una guardia del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo in servizio sul Sorapis. Non erano ancora le 7 quando la guardia ha visto lo stambecco vicino all'acqua in stato confusionale e dolorante. Ha subito chiesto l'intervento della polizia provinciale. Per fortuna appunto l'intervento è andata a buon fine. Il presidente della provincia di Belluno rivolge un plauso alla polizia provinciale, sempre sul pezzo, tutti coloro che hanno collaborato all'operazione. L'intervento ha funzionato anche in un periodo di personale a ranghi ridotti, ricorda Padrin, presidente della provincia di Belluno appunto, perché c'è stata un'ampia collaborazione tra le istituzioni. La tutela della fauna selvatica dolomitica, per la quale la polizia provinciale riveste un ruolo fondamentale, è uno degli esempi dell'importanza del ruolo degli enti provinciali. Padrin rivolge poi un appello a chi frequenta la montagna. Questo caso dimostra l'importanza di non abbandonare rifiuti, tanto più in un territorio di estremo pregio e valore come il lago di Sorapis. L'ultima notizia di oggi arriva invece da Rovigo, la leggiamo sul Gazzettino. Telefonini e hashish nelle celle dei detenuti per metodi mafiosi. A Rovigo 6 cellulari e 90 grammi di sostanze nell'ala di alta sorveglianza del carcere. Indagini della procura per scoprire come e da chi siano stati portati i dispositivi. La struttura di Rovigo, il carcere, ospita anche detenuti per reati commessi con metodi mafiosi. Nei giorni scorsi nell'istituto si sono vissuti momenti di tensione per un guasto che ha lasciato senza acqua i detenuti. La polizia penitenziaria dice ritrovamento che mette in luce le carenze di personale. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci domani mattina. Nel frattempo a tutte e tutti una buona giornata.